tra sindacati e rappresentanti della società che gestisce il fondaco dei tedeschi. Dopo l'annuncio dei licenziamenti di massa, i lavoratori chiedono indennizi e ricollocamento e non escludono lo sciopero. Ha rubato un cellulare dimenticato sul bancone di un ristorante, poi ha chiesto 500 euro al proprietario per restituirlo. Un 24enne è finito agli arresti domiciliari. Irregolare sul territorio da 5 anni, un 23enne tunisino è stato trovato dalla polizia locale a Mestre con un coltello di 34 cm, è stato arrestato ed espulso. Il prefetto Vittorio Rizzi, ex dirigente della Mobile di Venezia, è stato nominato capo dei servizi segreti. I complimenti del governatore Zaia. Elezioni regionali, tra i temi della conferenza stampa della Premier Meloni, che sul nome del candidato del centrodestra rivendica il ruolo di Fratelli d'Italia, opzione da tenere in considerazione, dice, ma la Liga continua a rivendicare la sua leadership. I nuovi codici delle prestazioni comunicati senza preavviso stanno mandando nel caos il lavoro dei medici di famiglia. Il segretario della FIMG Veneto: la regione smetta di ignorarci e si confronti con noi. Sport basket, un altro successo per l'Umana Reie in Eurocup, ha battuto Amburgo con un punteggio finale di 90-77, quarta vittoria consecutiva. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Domani incontro tra sindacati e rappresentanti della società che gestisce il fondaco dei tedeschi a Venezia. Dopo l'annuncio dei licenziamenti di massa, i lavoratori chiedono indennizi e ricollocamenti e non escludono lo sciopero. Dopo aver aspettato circa un mese attendiamo delle risposte positive su questa vicenda che ormai sta turbando il sonno di diversi lavoratori e di diverse lavoratrici, lavoratori e delle famiglie del veneziano. L'appuntamento è alla sede della Confcommercio. Sul tavolo c'è il futuro dei 226 dipendenti diretti del fondaco dei tedeschi. Dopo aver ascoltato le risposte dell'azienda alle richieste dei lavoratori, i rappresentanti sindacali terranno all'uscita una sorta di assemblea per illustrare la posizione che arriva da Hong Kong, sede di DFS, la società che ha in gestione i negozi del fondaco, a sua volta controllata da LVMH, una multinazionale con sede a Parigi che controlla quasi 2/3 del mercato della moda e del lusso a livello globale. Abbiamo chiesto eventualmente all'azienda cosa vuole fare negli indennizi economici, sulla ricollocazione, sulla formazione, e per noi è fondamentale domani una risposta. Domani cercheremo di mettere al tavolo tutte le nostre forze. Noi siamo in stato di agitazione e speriamo che questo non ne consegua con delle giornate diverse rispetto all'incontro di domani. La prospettiva, se le cose dovessero precipitare, è lo sciopero, già paventato nell'assemblea che dichiarò lo stato di agitazione il 19 dicembre. Ma oltre ai dipendenti diretti c'è la preoccupazione per il futuro degli oltre 120 lavoratori in appalto, il cosiddetto indotto, al momento esclusi dalle trattative, che portano a 350 le persone complessivamente coinvolte dalla chiusura del fondaco. Tra i lavoratori indiretti più attivi in queste giornate ci sono gli addetti al magazzino di Quarto d'Altino. Per 2 volte hanno promosso un sit-in davanti al fondaco e saranno presenti a manifestare anche davanti alla sede di Confcommercio. Ci sono 2 indagati dalla Procura di Venezia per l'incidente nautico del 14 dicembre scorso davanti all'imbarcadero di Sant'Elena. Sono i piloti del vaporetto e della motonave coinvolti nello scontro tra i 2 mezzi, una motonave privata Gran Turismo ed un mezzo della linea 1. Erano rimaste ferite 4 persone. Ha rubato uno smartphone per poi chiedere il riscatto al proprietario, ma invece di ottenere il denaro è finito agli arresti domiciliari. Un veneziano ha dimenticato per pochi secondi il cellulare sul bancone di un ristorante lagunare e quando è tornato non c'era più. Ci è voluto poco per capire che fine avesse fatto. Chi l'ha rubato, un 24enne, si è infatti fatto vivo poco più tardi dicendogli che per riaverlo avrebbe dovuto pagare la modica cifra di 500 euro. Data e luogo gli sarebbero stati comunicati in un secondo momento. A quel punto la vittima, fingendo di accettare le sue condizioni, si è rivolta invece ai carabinieri, che si sono presentati insieme a lui il giorno dell'appuntamento, pochi giorni prima di Natale. I militari della stazione San Marco con i colleghi di Venezia Castello hanno così assistito alla scena e arrestato il 24enne in flagranza con l'accusa di estorsione. Una volta convalidato l'arresto, per lui sono scattati gli arresti domiciliari.
Irregolare sul territorio da 5 anni, un 23enne tunisino è stato trovato dalla polizia locale con un coltello da 34 centimetri, è stato arrestato ed espulso. Quando gli agenti della polizia locale di Venezia l'hanno bloccato dopo una ricerca di 2 ore martedì sera in via Fogazzaro a Mestre perché in possesso di un coltello di 34 centimetri, un 23enne di origine tunisina ha prima tentato di soffocarsi con la cintura di sicurezza dell'auto della radiomobile e una volta portato dagli agenti negli uffici ha sbattuto la testa sulle pareti, tentando anche di colpirli a calci e pugni. Per questo è stato arrestato e rimasto in custodia tutta la notte. La mattina seguente il giudice l'ha condannato con rito abbreviato a 1 anno e 3 mesi, obbligo di firma e divieto di uscire di casa dalle 19 alle 7. Il 23enne però è anche irregolare sul territorio, quindi il giudice ha dato il nulla osta all'espulsione. A quel punto è stato trasferito in un centro per il rimpatrio a Roma. Il ragazzo non è nuovo alle forze dell'ordine. Nel novembre 2019, infatti, fu già arrestato e condannato ben 2 volte in 5 giorni. A causa però della mancanza di un medico che avrebbe dovuto attestare il suo stato di salute compatibile al suo accompagnamento presso il centro per il rimpatrio e altri inghippi burocratici, il tunisino riuscì a rimanere nel territorio dove in questi 5 anni ha continuato a commettere reati di vario genere. Ora tornerà definitivamente nel suo paese. Aveva rubato lo zaino da una macchina di un automobilista fermo ad un distributore di Marghera, fuggendo poi in monopattino. Poco dopo, grazie anche alle immagini della videosorveglianza, la polizia ha fermato un cittadino straniero ancora in possesso della refurtiva in zona Stazione a Mestre. Noto alle forze dell'ordine, in particolare per numerosi furti realizzati con la tecnica della spaccata, l'uomo era già stato arrestato a novembre col divieto di dimora nella regione Veneto. È stato quindi arrestato per furto aggravato e denunciato per aver effettuato diversi pagamenti con il bancomat rubato alla vittima. Violenza e spaccio nella vita notturna veneziana sono le maggiori preoccupazioni del Comitato Danni da Movida. Fondato 1 anno fa, il Comitato di Residenti ha costruito un rapporto di collaborazione con la polizia locale ed il comune. Anche a Venezia ci sono spesso atti violenti, per fortuna sembra leggermente meno rispetto a Mestre, ma se le cose non vengono regolate un po' di più e c'è bisogno di più controllo, temiamo che anche Venezia diventi un posto pericoloso. Forse una volta ci si sarebbe aspettati che l'attività di un comitato di residenti particolarmente infastiditi dalla vita notturna veneziana si limitasse a protestare per degli schiamazzi a tarda ora, magari per musica ad alto volume nei locali o al massimo, nei casi più gravi, per qualche atto di vandalismo. E invece nel bilancio del primo anno d'attività del Comitato Danni da Movida c'è anche altro. Anche Venezia è una piazza di spazio, ci sono le zone che già si conoscevano vecchie, alle quali si sono aggiunte delle zone nuove. L'ultima in ordine di new entry è la zona di Canareggio. Quando a tarda notte il tasso alcolico diventa elevato ed entra in gioco anche la droga, la situazione può rischiare di degenerare. Risse e accoltellamenti, a volte anche regolamenti di conti tra spacciatori sono aumentati in una città percorsa annualmente da decine di milioni di persone che, assieme ad alberghi, bed and breakfast e locazioni turistiche, ha assistito ad un boom enorme proprio di locali pubblici. La ordinanza antimovida è stata allungata di qualche mese, anche grazie alla nostra attenzione, alla nostra richiesta. È stato apportato qualche modifica sull'orario di chiusura, sul non servibilità dopo una certa ora. Diciamo che c'è un buon rapporto. In questo senso si guarda con interesse alla direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che introduce le cosiddette zone rosse, aree sensibili che saranno soggette ad un alto tasso di controlli. Il comitato intanto continua a muoversi a 360 gradi. A Venezia, ad esempio, dopo il Covid si è assistito alla moltiplicazione dei plateatici e non solo d'estate. Ci preoccupano le stufette elettriche. Ci sono delle stufette in tantissimi locali, bar e ristoranti, appese sotto agli ombrelloni o in vicinanza a tendoni di plastica che non sarebbero regolamentati, con i cavi che penzolano sui piatti dei turisti, e la new entry ancora sono delle lampade a raggi infrarossi che vengono puntate sui tavoli dei clienti e che ci stiamo informando, ma sembra che facciano anche molto male alla salute.
Il prefetto Vittorio Rizzi, già dirigente della Squadra Mobile di Venezia, attualmente vice direttore dell'AISI, l'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna, al vertice dei servizi segreti, è stato infatti nominato al capo del DIS al posto della dimissionaria Elisabetta Belloni. L'annuncio nel corso della conferenza di questa mattina della Presidente del Consiglio Meloni. Il Presidente Zaia si è complimentato con lui. I nostri migliori auguri di buon lavoro, ha detto. Il Veneto ha avuto modo di conoscerne bene l'operato, avendo ricoperto per lungo tempo l'incarico di capo della Squadra Mobile di Venezia in un momento particolarmente complesso. La Procura di Milano ha contestato una frode fiscale da quasi 8 milioni di euro ad Aspiag Service, il concessionario Despar per il Triveneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, effettuato un sequestro di beni preventivo. L'ipotesi è quella di aver messo in atto una complessa frode fiscale attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a fronte invece di contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera. Nel mirino della Procura di Milano Aspiag Service SRL, il concessionario per il Triveneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna del marchio Despar, che conta 600 tra punti vendita diretti e negozi affiliati. La Procura nelle scorse ore ha eseguito un sequestro preventivo di circa 8 milioni di euro dopo le indagini della Guardia di Finanza di Milano. I contratti di subappalto contestati riguardano il periodo dal 2021 al 2023 ed erano destinati ad arruolare manodopera nella logistica. I rapporti di lavoro con il committente, secondo le indagini, erano schermati da società filtro che attraverso alcune cooperative hanno omesso di versare l'IVA e gli oneri previdenziali e assistenziali. I lavoratori sarebbero stati impiegati nel polo logistico di Monselice, di Padova, di Noventa di Piave e nel magazzino bolognese di Castel San Pietro Terme. Dalla sede Aspiag Service SRL di Mestrino, una nota ufficiale commenta l'inchiesta della Procura di Milano: massima collaborazione alle autorità giudiziarie nella convinzione di aver sempre operato nel giusto e nel rispetto della legalità, dice l'azienda, sostenendo di riporre la massima fiducia nel lavoro della magistratura e auspicando possa essere fatta chiarezza nel più breve tempo possibile. La politica, ora anche le elezioni regionali. Nella conferenza stampa di fine anno della Premier Giorgia Meloni, che ha risposto ad una domanda sul futuro candidato alla presidenza del Veneto, sottolineando il ruolo di Fratelli d'Italia. Ne parleremo con gli alleati, dice la Premier, ma in Veneto la Liga continua a rivendicare il ruolo di guida della regione. Sentiamo. Io penso che quella di Fratelli d'Italia sia un'opzione che deve essere tenuta in considerazione, ovviamente. Le elezioni regionali in Veneto e le tensioni tra partiti della maggioranza irrompono nella conferenza stampa di Giorgia Meloni, che rimarca la volontà già espressa localmente di Fratelli d'Italia nel rivendicare la presidenza di Palazzo Balbi. Della questione, continua la Premier, si sta già parlando con gli altri leader del centrodestra e si stanno valutando le condizioni nelle diverse regioni. Ci saranno diverse elezioni regionali ampie quest'anno, importanti, delicate, e quindi noi abbiamo già cominciato a parlarne con Matteo Salvini, con Antonio Tajani, con gli altri, e continueremo a farlo. Se a Roma si discute, in Veneto le rivendicazioni di Fratelli d'Italia sulla guida della regione continuano ad essere rifiutate dalla Liga. Così Mario Conte a Focus. Io rappresento 560 sindaci veneti che da sempre hanno i conti in ordine, quindi c'è una cultura amministrativa importante. La stragrande maggioranza di questi sindaci sono marchiati Lega, perché più di 200 sindaci in Veneto sono leghisti, e credo che questo sia un marchio di qualità e soprattutto un peso specifico politico importante da portare al tavolo della trattativa, tant'è che ci sentiamo forti di pretendere e chiedere a gran voce che la guida della Regione Veneto rimanga in casa Lega. E al di là di quelli che sono i termini della discussione romana, le prossime regionali sono viste dal Carroccio Veneto come la linea del Piave. Per noi è una questione di vita o di morte, è per questo che noi diciamo che siamo pronti anche alla corsa solitaria, perché per la Lega e per la Liga la partita del Veneto è fondamentale per il futuro dell'esistenza del nostro partito in Veneto, ma credo che l'esistenza
e la forza di una Liga veneta sia fondamentale anche per la tenuta del governo. E mentre le parole di Giorgia Meloni sembrano escludere l'ipotesi di uno slittamento del voto alla primavera 2026, è certo che il governo impugnerà la legge della Campania sul terzo mandato, con le ripercussioni che questo avrà anche sul Veneto e di Desiderata della Lega e Luca Zaia. Di fine di un ciclo politico parla il segretario Dem Martella. Non ci potrà essere un altro mandato per Zaia e si aprirà un nuovo ciclo politico, anche perché questo è esaurito e si sta esaurendo anche piuttosto male. La sanità ora, i nuovi codici delle prestazioni comunicati senza preavviso stanno mandando nel caos il lavoro dei medici di famiglia. Sentiamo. Si aggiornano i codici delle prestazioni e in Veneto si scatena il caos, in particolare negli ambulatori dei medici di famiglia, avvisati solamente il 30 dicembre della modifica. Sarebbe uno strumento utile perché correla e uniforma tutte le voci delle prestazioni che nel Veneto possono essere eseguite e richieste. Ed è uno strumento anche di monitoraggio importante, perché noi possiamo con i codici seguire esattamente dalla domanda, dalla richiesta del medico all'esecuzione della prestazione, solo che è stata assolutamente buttata lì fra capo e collo, senza nessuna preparazione, senza nessuna informazione, ma soprattutto senza nessuna sperimentazione. E non è la prima volta che noi abbiamo problemi grossissimi in ambito informatico con la Regione Veneto. Con il risultato che i medici già oberati si ritrovano in ulteriore difficoltà e come sempre a rimetterci al paziente. Dobbiamo andare alla ricerca dell'equivalente di quella prestazione, guardando in internet, cercando di capire il codice a cosa corrisponde, e spesso succede anche che noi digitiamo correttamente, la maggior parte delle volte non è sempre così, la maggior parte delle volte le cose vanno bene, ma cosa succede? Che colui che presta l'opera, il laboratorio periferico, lo specialista, non col suo gestionale non riesce a leggere quella nostra ricetta, quella nostra prestazione, perché il software non riesce a interpretarlo. Cosa vuol dire? Che non è stato preparato il terreno, e la cosa non è soltanto burocratica, ma si ripercuote clamorosamente sulle persone che curiamo, perché liste d'attesa, andi rivieni, ti faccio una ricetta e mi hanno detto che è sbagliata, ma non è sbagliata perché il codice è sempre lo stesso, ma lui non riesce a leggerla. È insopportabile, rincara Scassola, come la Regione continui a ignorare la collaborazione con la medicina generale. È evidente che c'è bisogno di riorganizzare il territorio, però sono mesi che noi non veniamo convocati. Ci siamo fermati sul discorso del personale, e sul personale dobbiamo avere le idee chiare e dobbiamo andare avanti nell'incontrarci. Io credo che sia possibile incontrarci, sia possibile trovare una soluzione, perché lo esigono le persone che curiamo, le famiglie, esige anche la differenza territoriale che noi abbiamo. Non è la stessa organizzazione in centro città, a Padova o a Venezia, non è la stessa cosa a Torreglia, a Spinea o a Montebelluna. Dobbiamo creare in Veneto un'organizzazione nuova, malleabile, che vada incontro alle esigenze vere della popolazione. Colti in flagranza di reato mentre si liberano di 3 sacchi di spazzatura gettandoli in una scarpata del torrente Fiorentina. È accaduto la mattina del secondo giorno dell'anno in comune di Selva di Cadore. A notare la coppia di uomini rispettivamente di 72 e 66 anni, entrambi della provincia di Venezia, il personale del distaccamento sciatori della Polizia di Stato in transito sulla provinciale 20. I 2 fermati dai poliziotti hanno ammesso candidamente di volersi disfare proprio in quel luogo dell'immondizia prima di rientrare a casa nel veneziano. La coppia è stata denunciata per abbandono di rifiuti ai sensi del codice ambientale. Protesta della comunità venezuelana a Venezia davanti alla stazione dei treni. Sentiamo le motivazioni in questa intervista. Noi siamo qua oggi a manifestare a Venezia e in tutto il mondo in appoggio al nostro popolo venezuelano che è per le strade del Venezuela a lottare per la libertà, visto che domani è un giorno decisivo in Venezuela. Maduro vuole fare un autocolpo e ha portato tutti i suoi paramilitari a volto coperto e ha minacciato di fare un bagno di sangue all'interno del Venezuela. Chiediamo a voi, al mondo,
iniziate per piacere a girare quello che sta accadendo da oggi in poi in Venezuela, perché il popolo ha deciso di lottare anche senza armi per la libertà del Venezuela. Ed ora lo sport, basket, un altro successo per l'Umana Reyer in Eurocup, ha battuto Amburgo con un punteggio finale di 90-77. Quarta vittoria consecutiva fra Eurocup e campionato per l'Umana Reyer, che dopo un momento di calo nelle scorse settimane ha dimostrato nuovamente la sua grinta, battendo questa volta Amburgo sul campo avversario e portando a casa il risultato di 90-77, segnando così il quarto posto attuale con record 8-6. Gli Orogranata hanno dominato la partita nei primi 20 minuti, 57-36, toccando anche il più 25 nel terzo periodo, 71-46, ma segnando un passaggio a vuoto che ha visto i tedeschi rientrare fino al -9. A quel punto coach Spacchia riequilibra il quintetto, tornando con i titolari, e la squadra serra i ranghi in difesa, lasciando 12 punti negli ultimi 10 e portando a casa un'importante vittoria per la classifica. Amburgo resta invece in fondo al girone B e dice dunque addio alla seconda fase. Ed ora le immagini del presepe che è stato realizzato dalla signora Pierina Roncato di Salzano. Continua infatti ancora per tutta questa settimana la nostra rubrica dedicata alle vostre realizzazioni della Natività, vista la grande mole di immagini che ci avete inviato. Vediamo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla le nostre previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci.